Una rosa è stata deposta ai piedi del platano contro il quale poche ore prima si è scontrata l'automobile di Christopher Vidali, un segno di cordoglio per l'ennesima tragedia sulla strada, per una giovane vita spezzata troppo presto. Christopher aveva appena 34 anni, originario di Motta di Livenza, viveva a Torre di Mosto vicino al confine comunale con Eraclea. Ad Eraclea ci si arriva lungo la provinciale 57, che in questa tratta si chiama Via Parada e collega le frazioni di Stretti e Staffolo attraverso un lungo rettilineo e la curva nei pressi della quale è avvenuto l'incidente mortale. La Volvo di Vidali, che tornava a casa dopo una serata con amici, è finita fuori strada contro questo platano. Un impatto violento che ha spezzato in due l'automobile. La parte posteriore è finita a qualche decina di metri di distanza. Lungo la strada rimangono ancora un fanale, un pezzo dell'abitacolo, un paraurti incastrato tra i rami di un albero. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti, immediato l'intervento del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. La scomparsa di Christopher ha immediatamente destato profondo cordoglio in tutta la comunità. Tra coloro che si sono stretti ai familiari in queste ore, anche il sindaco di Torre di Mosto, Maurizio Mazzarotto.